Rinnoviamo i più sentiti auguri di buona Pasqua a tutti gli ascoltatori di Radio Padania Libera e naturalmente li facciamo anche al conduttore di questa apprezzatissima trasmissione, cioè Arte Nord, il professor Andrea Rognoni. Ciao Andrea. Ciao carissimo, buona Pasqua anche a te e grazie a tutti. E oggi parliamo inevitabilmente di quanto è accaduto a Notre Dame de Paris. E ovviamente al centro della nostra attenzione questa settimana è stato l'evento semi-catastrofico, usiamo questo termine, che ha caratterizzato la città e soprattutto il cuore religioso, spirituale di una città che poi insomma è in realtà la più famosa, almeno sul piano della tradizione storico-culturale più famosa del mondo. Ma prima volevo citare due mostre venete, una a Palazzo Ducale, Canaletto e Venezia, fino al 9 giugno, dove appunto ci sono le opere che tutti conosciamo, ma che vanno sempre riviste con calma, delle vedute della città, di Canaletto, di Bellotto, di Guardi e di quelli che hanno fatto questo tipo di pittura inconfondibile, di cui tra l'altro parlammo e diciamo mostrammo immagini in una mostra di una quindicina d'anni fa, commentando questo vedutismo, considerandolo un po' alla base della fotografia moderna, perché poi lo sviluppo che ci sarà successivamente andrà in quella direzione, anche se lenta e farraginosa. A Palazzo Ducale la mostra ripercorre quindi tutto il meglio di questa pittura veneziana che è invidiata dal mondo intero. Personalmente ritengo che se il Rinascimento tosco-padano ha raggiunto i vertici appunto attraverso i personaggi che tutti conosciamo, tra l'altro all'inizio di maggio dedicheremo una puntata speciale ovviamente a Leonardo da Vinci per i 500 anni dalla morte. E comunque se quello fu l'acme, in realtà un altro acme settecentesco fu raggiunto da questo tipo di pittura, quindi Palazzo Ducale fino al 9 giugno, appartamento del Doge. Invece a Bassano del Grappa, che rimane una di quelle cittadine molto importanti per l'arte, l'artigianato, tutta una serie di tradizioni che sono preziosissime per il mondo padano e veneto, si apre oggi e quindi andrà avanti fino anche questa fino a giugno, a Bassano la Albrecht Dürer, la mostra Albrecht Dürer, la collezione Raimondini. La mostra propone il tesoro grafico di Dürer, che è un coevo di Leonardo, patrimonio delle raccolte museali bassanesi. Si tratta di un corpus di 214 incisioni che ci fanno riconciliare col disegno come diciamo genere complessivo, con l'incisione in modo più particolare, con la grandezza ancor più in particolare, la grandezza di questo mostro del Rinascimento che fu Dürer, non tosco-padano ma certamente visse anche in ambiente veneto, calando da nord, da sopra le Alpi, e ci regalò qualcosa di fantastico, qualcosa di unico e inconfondibile, né più né meno di quanto sia unico e inconfondibile l'epopea del vedutismo di cui abbiamo detto per l'altra mostra. Quindi appunto a Bassano del Grappa non perdete Albrecht Dürer, la collezione Raimondini. Notre Dame, è uscito un po' di anni fa un bel libro bel romanzo del titolo Aprile è il mese più crudele. Cito questo titolo perché numerosi fatti
eventi incendiari o a sfondo catastrofico e distruttivo che riguardano il mondo religioso spirituale sono accaduti proprio nel mese di aprile. Forse perché, cito gli esoteristi, il mese di aprile è il mese sotto il segno dell'Ariete, Agnus Dei, qui tolit peccata mundi, e ovviamente o a livello volontario o a livello involontario c'è un po', forse da parte del destino, la barbara beffa di voler sacrificare troppo quell'agnello. Le immagini di Notre Dame in fumo che ci hanno così colpito in maniera inopinata nella giornata di lunedì scorso, 15 aprile, sono potenti e giustamente due giornalisti molto bravi, Solinas dalle colonne del Giornale e Marcello Veneziani dalle colonne della Verità, hanno commentato in maniera chiara e forte quanto hanno visto. 11 settembre della cristianità europea, fine del cristianesimo, chiaro segno, secondo una tradizione allegorica che vede nei fatti anche dei segni, una tradizione che peraltro fa parte del cristianesimo, non appartiene a un esoterismo pagano, perché pensate già da Costantino, in hoc signo vinces, no? Tutto quello che accade dal mondo militare al mondo monumentale al mondo civile, tutto quello che accade è un segno di qualcosa d'altro che insomma abita in aree spirituali, è un segno di qualcosa, come sottolineano Solinas in maniera diversa peraltro, Solinas e Veneziani, è qualcosa che induce a pensare quanto forse il cristianesimo stia finendo miseramente per tutta una serie di concause che appunto appaiono più chiare e forti in questa vicenda. Naturalmente qui non ci interessa l'eziologia, come si dice, cioè la causa reale di quanto è accaduto. Abbiamo sentito vari servizi, li avrete sentiti anche voi, in primis addirittura quello delle Iene che ha così ipotizzato comunque la presenza di un terrorista nella cattedrale, ma altre che hanno parlato semplicemente di incuria, di menefreghismo, di sottovalutazione dei rischi o di quant'altro. Non ci interessa perché non ci interessa, non che poi la radio non ne abbia parlato attraverso altri conduttori o comunque sia sempre fonte di apprensione e di riflessione, ma questa è una trasmissione dedicata alla cultura, è dedicata all'arte, è dedicata alla spiritualità dal punto di vista intellettuale, e quindi sapere esattamente in questo momento, subito, presto, come, perché, non riguarda questa nostra competenza che ha da dire qualcosa d'altro, che penso non sia stato ancora detto. Intanto questa cattedrale purtroppo si è portata dietro nel tempo una sorta di maledizione, che è stata raccontata certamente anche e soprattutto da Victor Hugo attraverso personaggi come Quasimodo e quelli che poi hanno fatto del capolavoro di Hugo, l'altro capolavoro è Miserabili, che si condividono, come dire, i Miserabili, il sottosuolo di Parigi e la Notre Dame, la proiezione verso il cielo. Nessuno come Victor Hugo ha saputo descrivere i misteri della città, anche se ci ha tentato qualche giorno prima dell'evento, portando un po' iella, devo dire, Corrado Augias nella nuova trasmissione, appunto, Le città segrete, dedicata a Parigi. Ma questa cattedrale si è portata dietro una maledizione per tanti motivi. Basterebbe pensare alle figure teratomorfe, cioè mostruose, inenarrabili, ovviamente infernali, che caratterizzano alcune zone della parte esterna, appunto, che hanno fatto parlare di sé il mondo intero, e perfino un conduttore alieno dall'esoterismo come Alberto Angela è stato costretto a parlarne. Questi mostri sono stati elaborati dagli scultori che
hanno modellato la cattedrale nei tempi medievali e perché evidentemente un certo tipo di saggezza, di sapienza spirituale sapeva che solo contrastando questi mostri noi riusciremo a così evolvere sul piano spirituale. Peccato che questi mostri in un certo senso si siano impossessati della cattedrale. E come non pensare che lo stesso evento napoleonico di Napoleone I Bonaparte, che fa chiamare il Papa e che gli mette in testa una corona in maniera inopinata, in maniera illecita sul piano morale e culturale, tenuto conto che Napoleone veniva proprio da un versante anticlericale spinto, quello di un certo tipo di rivoluzione francese, e aveva parlato fino a poco tempo prima, insomma, di neopaganesimo. Ora appunto nel 1805 si fa incoronare imperatore d'Occidente dal Papa nella cattedrale di Notre Dame, e lì già sarebbe, come dire, dal punto di vista di una certa teologia, non è l'idea che penso io, ma dal punto di vista di una certa teologia, tanto per capirci, una forma di vulnus diabolico nei confronti della realtà. La cattedrale è stata ricostruita ampiamente nel corso dei secoli, e se vogliamo fare un paragone che sta stretto per tanti motivi, ma che è utile e interessante, col Duomo di Milano, pur appartenendo come base alla sfera gotica entrambe, la costruzione poi è andata avanti in maniera molto diversa. Il Duomo ci ha messo 4-5 secoli per essere eretto in maniera definitiva, anch'esso ultimamente, attraverso un libro che è molto interessante, sul quale torneremo, è stato chiamato Patto col diavolo, ma complessivamente sia come forme che come sostanza e come proiezione siamo su un livello e una condizione spirituale molto diversa. Notre Dame ha una facciata con le famose due torri, Torre Nord e Torre Sud, completamente diversa dal Duomo di Milano, che ha una struttura piramidale sostanzialmente, no? Tutti lo conoscete voi padani, il nostro Duomo ha una struttura piramidale, appunto, quindi convergente dal basso verso l'alto, in una forma di tensione totale verso l'alto. Non così il fronte di facciata con le due torri, quel tipo di rosone e quel tipo di portale che introduce all'interno. Interno, il quale poi, come sapete, è stato semidistrutto dall'evento e via dicendo, ma la facciata è una facciata che ha una struttura già di per sé, diciamo, caratterizzata abbastanza da una dimensione mondana più che ultraterrena. E non dimentichiamo che dietro Notre Dame c'è tanta storia e tanta leggenda da far paura, compreso quella petizione che fece morendo Jacques de Molay come ultimo gran maestro della massoneria, che di fronte al rogo impostogli da Filippo il Bello, per i motivi che sappiamo, cioè stavo dicendo massoneria, ma è l'anticipazione della massoneria, i templari avrebbero fatto un patto col diavolo. Ma Jacques de Molay guarda Notre Dame e dice: confido vergine su di te, morendo, siamo nel 1314, confido su di te perché so che tu mi vendicherai in nome di Dio. E tutti sanno che l'ultimo re di Francia venne ghigliottinato da un templare, da un discendente dei templari. Però i templari che stanno dalla parte della Vergine sono anche quelli che incubano una lunga storia che porterà alla massoneria. Già la massoneria, Macron, noi dedicammo a una puntatina quando si insediò Macron, e costruì con le braccia, nel suo discorso di insediamento, quel famoso compasso sullo sfondo della piramide del Louvre. Non si può pensare che quella cattedrale
non sia stata compartecipata dalla massoneria, anche se i cori che sono stati innalzati dai cristiani tradizionalisti ci hanno commosso tutti la sera stessa dell'evento, la sera del 15 aprile, certamente erano intonati in senso antimassonico, oltre che anti-islamico, senza malizia naturalmente, anche se una chiesa in meno forse significherà una moschea in più, ma non è una battuta che vuole essere banale e cretina, quanto invece una legge matematica. Ebbene, Macron nel suo discorso, come hanno evidenziato numerosi prelati francesi, non ha citato il mondo cattolico, come se la cattedrale, ora da ricostruire in 5, 10 o 15 anni vedremo, fosse un patrimonio laico. Ma Macron in qualche modo non arriva all'improvviso senza conoscere la storia pregressa, e consciamente o inconsciamente si rifà appunto a quel lato massonico che era penetrato monumentalmente nella stessa chiesa, nella stessa Notre Dame, per esempio anche attraverso la Guglia. La Guglia, Violette Leduc è il mastro architetto della Guglia, è stata fatta un poco più di un secolo fa, e certe caratteristiche della Guglia, come certe caratteristiche della mole, della parte più alta della mole antonelliana, c'è sempre un richiamo fra Torino e Parigi, no? Sotterraneo, ha delle caratteristiche di ispirazione massonica. Per esempio in cima non ci stava una croce, la Guglia è crollata in maniera violenta e spettacolare, no? Facendo gridare alla francese ulala, ulala, ma appunto quella Guglia presentava al vertice un gallo, non presentava una croce, ed è già così, come dire, non sul piano dell'effettiva volontà, ma sul piano dell'immagine, un fremito d'orgoglio anche di ispirazione gallicista. Il gallicismo fu un'epopea storica del Seicento che produsse alla fine un leggero distacco anche da Roma, da parte della Chiesa francese, ma più in generale il simbolo del gallo è un simbolo che non si può definire religioso, certamente, e quindi ha una valenza anche di tipo laica. Ci si lamenta dunque che Macron non parli di mondo cattolico perché considera quasi un monumento laico Notre Dame, e quindi va rifatta in pochissimo tempo in nome della laicità e non della religiosità, e in questa maniera appare chiaro il gioco, ma appare chiaro quanto poi in fondo, se c'è stato qualcuno o qualcosa che ha voluto direttamente o indirettamente che quella cattedrale crollasse, poi Vittorio Sgarbi ci informa che non è così una catastrofe, perché in effetti la struttura è stata salvata, appunto la facciata delle 2 torri, eccetera, ma se c'è una forza che in qualche modo ha indotto quella cattedrale a crollare, non è l'Islam, è la neomassoneria. Parlo di neomassoneria perché dobbiamo considerare il fatto che la massoneria classica, quella che ha incubato la rivoluzione francese, in parte la vicenda napoleonica, il risorgimento italiano e poi tutta una serie di elementi anche architettonici, rimaniamo sul livello dell'arte, architettonici di ispirazione extracristiana, si è poi trasformata nel tempo e non è più la stessa. Qui ricordo e cito sempre un libro che di cui avevamo già parlato una quindicina d'anni fa, che è stato scritto da un personaggio di grande levatura come Epifanius, Massoneria e sette segrete, la faccia occulta della storia. Che cosa, tra le altre cose, ci racconta questo libro? Ci racconta che la massoneria si è evoluta. Cioè, certo, noi siamo qui ancora a parlare di compasso perché quello non si tocca, e Macron lo ha omaggiato quando è andato al potere.
Ma la massoneria si è evoluta col passare del tempo, si è adattata alle esigenze del XX e poi del XXI secolo, e la massoneria certamente non ha interesse che Notre Dame rimanga o si salvi di Notre Dame la parte autenticamente cristiana, perché la massoneria vuole ricostruire tutti i nostri monumenti, la neomassoneria, secondo una logica neomassonica, che non è la logica cristiana. Ma io queste parole non le sto dicendo con il piglio di un catto tradizionalista, non sono un catto tradizionalista, sia chiaro. Non mi interessa l'estremismo di ispirazione lefebvriana, l'ho già detto in altre condizioni, in altre situazioni. Il modo di affrontare la questione rimane laica, però non si può non riconoscere nello zampino massonico una responsabilità indiretta in tutto quello che sta accadendo in Francia in relazione soprattutto al patrimonio artistico. Moltissime chiese sono state distrutte in Francia, in un modo o nell'altro. E è ovvio, cari ascoltatori, che esista un'alleanza oramai tra l'Islam e la massoneria. Pensateci bene, tutte e due hanno gli stessi interessi, distruggere il cristianesimo. Ma naturalmente la colpa più grande rimane della Chiesa, mi spiace, perché poi noi siamo qui a pensare a così una congiura, a quello che volgarmente viene chiamato complotto. Però il complotto islamassonico non può essere eseguito, non può essere attuato se non con la complicità del menefreghismo dei vertici della Chiesa, cioè quelli che ieri sera hanno istituito, hanno costruito, hanno ideato e hanno realizzato una via crucis in onore puramente dei migranti. Come se la morte, la resurrezione di Cristo potesse identificarsi soltanto con quello che viene ritenuto il sacrificio del migrante. Quindi di fronte a questa realtà è come se dopo la crollo di Notre Dame, dopo quello che è avvenuto, ma io pensavo anche, quando vi dicevo che cosa non è successo ad aprile, pensavo anche al 12 aprile del 97, quando a Torino stava per andare in fumo la Sacra Sindone. Quindi la storia si ripete, Torino e Parigi che si rimanda alla mano beffardamente, ma la Chiesa come commenta questa cosa? Ma chi se ne frega, signori, ma chi se ne frega? Noi andiamo avanti per la nostra strada perché in questo momento il mondo religioso cristiano ha ben altre priorità che la distruzione di Notre Dame, ma che ci pensino pure i massonici a ricostruirla. E perché poi, anche perché qui non tengo di neros, come cantavano i Righeira qualche tempo fa. Spero di non avervi sconvolto. Non c'è nessuna ombra di fanatismo nel mio modo di pensare e nel mio modo di vedere, se non il realismo invece della ragione, come dicevano anche certi laici, nel vedere quanto effettivamente il cristianesimo stia morendo. Andrea, ti annuncio che hai ancora un minuto. Certamente. Il cristianesimo sta morendo, è una battuta da storico che si interessa di attualità, perché il 15 aprile è già storia, è anche attualità, ma è già storia per un certo modo, e quindi noi siamo qui a celebrare una Pasqua sulle ceneri di Notre Dame. Ma è ancora Pasqua, scusate, ma è ancora Pasqua questa qua. Ma non mi sembra più Pasqua, è qualcosa di diverso. Non mi riferisco solo al consumismo, non mi riferisco soltanto all'aria gaudente del pluriponte che ci porterà fino al 1° maggio in nome di valori tutt'altro che religiosi. Non sono Savonarola, non mi interessa esserlo, voglio ragionare secondo una linea di libertà, però quella libertà in Occidente non c'è più.
e che la libertà che aveva portato il cristianesimo classico, con la libertà non c'è più, la stanno uccidendo, la stanno massacrando, e quindi dopo l'11 settembre ci sarà la notte dei tempi, il giudizio finale probabilmente. E noi saremo qui a chiederci appunto se era meglio morire cristiani oppure qualcosa d'altro. E non aggiungo più. Un grande abbraccio padano, Venezia risorga, risorga Venezia, buona Pasqua a tutti, ci risentiamo alla fine della prossima settimana. Arrivederci. Avete ascoltato Arte Nord.